Ibrahima Konaté è tra i principali obiettivi del Real Madrid per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Il difensore francese è in scadenza di contratto con il Liverpool e al momento non ci sono indicazioni di un possibile rinnovo, circostanza che potrebbe favorire i Blancos. Durante un'intervista rilasciata al programma Telefoot su TF1, all'interno di un quiz sulla pressione, è stato chiesto a Konaté proprio del suo futuro. Tra sorrisi e battute, ha tirato in ballo anche il suo compagno di nazionale, Kylian Mbappé. Alla domanda se parlasse spagnolo, il difensore ha risposto di no. È stato poi fatto notare che la stampa spagnola lo collega al Real Madrid. Mbappé lo sta forse spingendo a trasferirsi al club spagnolo? Sì, Kylian mi chiama ogni 2 ore. No, ha risposto Konaté ridendo. Il contratto del giocatore, che ha 26 anni, scadrà tra un anno e diversi top club, tra cui proprio il Real Madrid, stanno seguendo con attenzione la situazione di uno dei centrali più promettenti d'Europa. La possibilità che Konaté lasci il Liverpool a parametro zero rappresenta un'opportunità rara per i grandi club europei. Il difensore ha dimostrato, negli ultimi anni, una crescita costante sia a livello di club che in nazionale, affermandosi come uno dei centrali più affidabili e fisicamente dominanti del panorama calcistico europeo. Il Real Madrid, sempre attento ai movimenti del mercato, è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo, soprattutto considerando l'età avanzata di alcuni suoi elementi chiave. L'arrivo di Konaté potrebbe rappresentare un investimento strategico a lungo termine, in linea con la politica del club di puntare su giocatori giovani ma già affermati. Nonostante il forte interesse da parte dei madrileni, il futuro di Konaté resta incerto. Il Liverpool, pur non avendo ancora avanzato un'offerta ufficiale di rinnovo, potrebbe cercare di trattenere il giocatore, soprattutto in vista della prossima stagione, in cui il club inglese mira a tornare protagonista in Premier League e nelle competizioni europee. Secondo fonti vicine all'entourage del calciatore, Konaté sarebbe lusingato dall'interesse del Real Madrid, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. La sua priorità rimane quella di giocare con continuità ad alto livello, in un ambiente competitivo e stabile, dove possa continuare il proprio percorso di crescita. Un altro fattore che potrebbe influenzare la sua scelta è la presenza di Kylian Mbappé a Madrid. I due condividono un forte legame, sia dentro che fuori dal campo, e la possibilità di giocare insieme anche a livello di club potrebbe risultare determinante nella decisione finale del difensore. Oltre al Real Madrid, anche altri club di prestigio come il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco e alcune squadre della Serie A starebbero monitorando attentamente la situazione contrattuale del giocatore. La concorrenza per assicurarsi i suoi servizi sarà dunque serrata, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nella trattativa. Nel frattempo, Konaté continua a mantenere il massimo riserbo sul proprio futuro, concentrandosi esclusivamente sulle sue prestazioni in campo. Il difensore sa che la stagione che sta per iniziare sarà cruciale per il suo destino e, proprio per questo, intende affrontarla con professionalità e determinazione, indipendentemente dalla maglia che indosserà. Il difensore sa che la stagione che sta per iniziare sarà cruciale per il suo destino. Proprio per questo, intende affrontarla con professionalità e determinazione, indipendentemente dalla maglia che indosserà. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.